Altri 2 orsi morti in Trentino. Le carcasse sono state rinvenute nei territori comunali di Bresimo e Ronzone, in Val di Non. L'ha comunicato ieri la provincia autonoma, precisando che il primo dei 2 esemplari è già stato recuperato e consegnato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, chiamato ad accertarne le cause del decesso. Ma gli animalisti promettono già azioni legali, puntando il dito contro quello che definiscono un vero Far West per gli animali selvatici, anche a causa della campagna elettorale in vista del voto fissato per il 22 ottobre. OIPA annuncia l'immediata richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause e le circostanze di queste altre 2 morti, riservandosi nel caso di procedere per uccisione di animale. Non è l'unica associazione mobilitata. Dice infatti la LAV con Massimo Vitturi: ogni giorno dobbiamo contare le vittime degli ammazza selvatici, una vera strage a cui reagiamo con ogni mezzo legale a nostra disposizione. Dall'inizio dell'anno salgono così a 7, tra cui M62 e F36, gli orsi trovati senza vita. Un numero superiore alla media che fa pensare che dietro alcune di queste morti ci sia la mano umana. Attacca AIDA, un'altra associazione. Sul territorio è stato instaurato e alimentato un clima di paura e di odio che propizia atti di bracconaggio, dichiara l'EIDA con la parlamentare Michela Vittoria Brambilla. Si associa EMPA. Quello che sta accadendo in questa parte d'Italia è assolutamente inconcepibile ed è il risultato di un clima avvelenato, incendiato per motivi elettoralistici. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 12 ottobre 2023, la prima notizia del giorno riguarda la strage degli orsi. Trentino, morti altri 2 orsi, l'odio porta al Far West. Questo il titolo sul Gazzettino di oggi. Una delle carcasse è già stata portata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Da inizio anno 7 casi. Identificato nel frattempo M90, pallettoni in gomma per allontanarlo, e adesso strutture di acciaio elarice vengono utilizzate a protezione dei bidoni dei rifiuti organici. In Val di Sole ne verranno posizionate 70, fra cui la prima a Vermiglio. Tuttavia, secondo le associazioni animaliste, il numero delle morti degli orsi in aumento è la dimostrazione che c'è la mano umana dietro questi decessi e che quindi alcuni di questi orsi almeno siano stati uccisi da qualche essere umano. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo di sanità, la sanità veneta con le sue carenze, in particolare le sue carenze di organico, di personale. Sanità, l'allarme CGIL sul blocco assunzioni, i soldi non bastano. Questa è la notizia sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Continua lo stop chiesto a maggio dal CRITE, ancora irrisolto il problema risorse. Nel 2019 sono stati inseriti 2283 lavoratori che sono scesi a 71 nell'anno in corso. Insomma, un blocco delle assunzioni. Il 7 novembre la CGIL porterà 10.000 firme a Palazzo Balbi per chiedere assunzioni straordinarie. E c'è un altro dato: nella classifica italiana degli stipendi gli infermieri veneti sono al 15° posto, quindi stipendi bassi, ma soprattutto l'allarme della CGIL riguarda il blocco delle assunzioni. Dal 2019 sono cresciute, appunto inseriti 2.283 lavoratori su un totale di 51.242, ma l'aumento in realtà è avvenuto fino al 2022, poi le assunzioni si sono bloccate quest'anno soltanto 71. Vediamo la notizia anche sul Corriere del Veneto: sanità, paghe da fondo classifica e le ULS hanno finito i soldi in maggio. La CGIL spiega che a infermieri e operatori sociosanitari vanno 3.600 euro lordi l'anno. Il confronto ad esempio con Bolzano è impietoso, dove lo stipendio annuo è di 46.000 euro per queste figure professionali. Le assunzioni rimandate, appunto questo è il nodo legato alla carenza di personale, al blocco delle assunzioni. Vediamo la dichiarazione del segretario generale della funzione pubblica CGIL del Veneto, Ivan Bernini. Dice: la regione è la 15ª in Italia, anche se dice di essere salita alla 9ª piazza, e intanto il personale fugge nel privato, dove gli stipendi sono addirittura doppi.
Insomma, questo forse è uno dei problemi principali della sanità pubblica in Veneto, ovvero quello del reclutamento del personale. Senza medici, senza infermieri, senza operatori sociosanitari e senza tutte le altre figure professionali è naturalmente impossibile pensare di avere ancora una sanità pubblica che funzioni, e di sanità e cure ci sarà sempre più bisogno in una regione caratterizzata da un forte calo demografico. Non è una novità questa, ma oggi il Corriere del Veneto presenta lo studio dell'Istat sulla popolazione prevista nell'anno 2041 con qualche sorpresa. Ci saranno piccoli progressi sulla natalità, però gli over 65 saranno un esercito, scrive Roberta Polese sul Corriere del Veneto, appunto. Più figli ma circondati da anziani e le città svuoteranno la provincia, quindi proseguirà l'inurbamento, lo spostamento dalle campagne, dalle province alle città, ma attenzione perché anche 3 capoluoghi di provincia in Veneto vedranno scendere il numero dei loro abitanti. Sono Vicenza e Rovigo, ma anche Venezia, che sconta questa fuga di abitanti a causa del turismo. Nel 2022 l'età media era di 46 anni, nel 2041 sarà quasi di 49 anni, 48,9 per la precisione. Aumentano gli ultra settantenni, gli ultra 85enni, in particolare la fascia tra i 16 e i 65 diminuirà invece di 10 punti percentuali. Nel 2022 sono nati 31.802 bambini nella nostra regione, nel 2041 ne nasceranno di più invece. Questa è forse la sorpresa principale. Previsti tra 20 anni 35.873 bambini, quindi un lieve aumento. Venezia prosegue invece la lenta e inesorabile corsa verso lo spopolamento. In meno di 20 anni perderà altri 15.371 abitanti, cifre assolutamente impressionanti. A crescere invece saranno Padova, Verona, Belluno e Treviso, ma complessivamente la popolazione della regione Veneto crollerà di altre 65.000 persone. Fino a qualche anno fa la promessa dei politici, di chi governava il Veneto, era che la nostra regione avrebbe superato i 5 milioni di abitanti. Ci siamo arrivati molto vicini a 4 milioni e 900 mila, ma poi è iniziato il calo. Ora siamo a 4 milioni 847 mila. La previsione per il 2041 è di 4 milioni 700 mila abitanti, e questo insomma è l'effetto del calo demografico, dell'invecchiamento della popolazione, quello che viene definito appunto l'inverno demografico. Il sociologo Filippi aggiunge un commento che davvero smorza ogni possibile entusiasmo: andrei cauto con i dati sui figli, non stiamo facendo nulla per la natalità. Quindi anche questa previsione, l'unica forse positiva, di un aumento della natalità seppur lieve nel 2041, potrebbe, almeno stando alla dichiarazione del sociologo, non essere poi così accurata. Voltiamo pagina e ci avviamo verso la conclusione di questa rassegna stampa con alcune notizie flash. Intanto sul Gazzettino ci sono i primi 3 indagati nell'inchiesta sulla strage del cavalcavia di Mestre. Avviso di garanzia ai dirigenti di viabilità e manutenzione del comune e all'amministratore delegato dell'azienda che operava la corsa dell'autobus, l'azienda che si chiama Linea. L'atto dovuto per consentire di partecipare oggi all'udienza per avviare gli accertamenti, scrivono sul Gazzettino Gianluca Amadori e Nicola Munaro. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: strage dell'autobus, ci sono 3 indagati, 2 dirigenti del comune e l'amministratore delegato di Linea. L'ipotesi è di reato di omicidio stradale colposo plurimo. Avviso di garanzia per Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro. Il titolo: le indagini sul terribile incidente sono però soltanto all'inizio, precisa Carlo Mion nel suo articolo. Il primo step dell'inchiesta farà entrare poi le parti civili. Intanto il riepilogo della vicenda: le vittime della strage del bus caduto
dal cavalcavia Vempa di Mestre la settimana scorsa sono state 21, 15 invece è il numero dei feriti causati dalla caduta del bus dal cavalcavia. La più grave è una bimba ricoverata nel reparto Grandi Ustionati a Padova. Diversi feriti sono già stati trasferiti nei loro paesi d'origine. 13 e 3 anni l'età dei due fratellini che si sono salvati e sono stati ricoverati nell'ospedale di Treviso, dove sono stati vegliati dal loro cagnolino. Con loro si è salvato anche il padre, morta invece la mamma. 9 le vittime di origine ucraina della strage. I cittadini del paese in guerra sono quelli che hanno pagato il tributo di sangue più alto. Una tragica circostanza questa, una sola la vittima non europea. Si tratta di una donna sudafricana che era in viaggio con amici, 36 km orari stimati dalla velocità dell'autobus mentre percorreva il cavalcavia. Questi i numeri, insomma, della tragedia di Mestre. Per ora vedremo ovviamente come proseguirà la vicenda e l'inchiesta, con l'obiettivo di accertare in qualche modo la verità, capire cosa è successo. Nel frattempo qualcuno ha già un'idea e non si fa scrupoli a comunicarla anche in TV rispetto alla tragedia di Mestre. Vediamo la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: ipotesi malore da Berlato, critiche ai vaccini, molti casi tra gli autisti negli ultimi 2 anni. Insomma, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, la trasmissione di Telenuovo, strizza l'occhio ai complottisti, enunciando quindi una tesi secondo cui la strage di Mestre sarebbe in qualche modo attribuibile al vaccino anti-Covid. Dopo essermi informato da importanti esperti, ho scelto di non farmi inoculare sostanze sperimentali spacciate per vaccini, ha detto dopo una lunga dissertazione sui malori improvvisi. Berlato in trasmissione si era addirittura portato della documentazione a conferma della sua tesi. Mi sono permesso di girarle un messaggio, ha detto, con un lungo elenco di casi analoghi di autisti di mezzi pubblici che, indipendentemente dal fatto che girassero con mezzi elettrici o meno, hanno avuto malori e causato incidenti gravi. Se l'autista di Mestre ha avuto un malore ed era una persona giovane, e tanti altri autisti hanno avuto malori con conseguenze gravi, e tanti giovani atleti in perfetta condizione fisica hanno malori e muoiono, ci vorremmo domandare perché succedono queste cose. Le miocarditi, malori improvvisi, è lo storico cavallo di battaglia dei Novax. Poi Berlato ha proseguito dichiarando appunto di non essersi vaccinato e, insomma, in qualche modo suggerendo una possibile correlazione tra il vaccino anti-Covid e il presunto comunque malore, il malore ipotizzato dell'autista dell'autobus di Mestre, e quindi la tragedia stessa. Questo in diretta TV. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie flash, la prima sui quotidiani del gruppo Gedi. PFAS, lo studio mai fatto è un caso. Per l'Istituto Superiore della Sanità servono ulteriori indagini. Processo Miteni, l'ex dirigente dell'istituto, sul mancato avvio dello studio nel 2018. Dice non fu una decisione tecnica. Il direttore generale della sanità veneta dichiara che sono state svolte molte attività per valutare gli effetti degli inquinanti, ma appunto la questione, il dibattito riguarda uno studio che non è mai stato eseguito e in particolare si tratta dell'indagine epidemiologica sulla popolazione interessata dall'inquinamento da PFAS, che doveva essere effettuata dalla regione Veneto e che invece, secondo l'ex direttore del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, non è mai stata realizzata. Non fu una decisione tecnica, dichiara il responsabile a proposito della decisione di non eseguire l'indagine per verificare gli effetti dello sversamento dei PFAS negli acquedotti delle province di Vicenza, Verona e Padova. Non fu una decisione tecnica, quindi frase che sposta l'ago nel campo della politica. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con una notizia sul bob, la pista da bob di Cortina. L'estero non convince, scrive il Gazzettino, ma tempi stretti per Cortina. L'unico impianto a norma e omologato è quello di Pechino 2022. Gli altri devono essere tutti adeguati. Via ai lavori entro il 22 novembre per finire in tempo per i giochi, ma andrebbero rifatte la gara o la procedura. Nel frattempo, quindi, ancora nessuna certezza per la pista da bob. Si farà a Cortina, si utilizzeranno invece gli impianti di Innsbruck oppure quelli di
Torino non si sa, una decisione ancora non c'è, sicuramente i tempi stringono e nel frattempo c'è anche una questione legata alle risorse, costerebbe quasi 130 milioni di euro realizzare la pista da bob a Cortina. Le associazioni ambientaliste e anche le comunità locali sono assolutamente contrarie, ma il presidente della regione Luca Zaia continua a spingere in quella direzione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.